La cito, governatore, ringraziate Dio se siete nati in Veneto e se vi ammalate in Veneto, mi ha colpito. Beh sì, ma io ci credo in questo, guardi, io penso che questa eccellenza veneta si trasformi poi in efficienza nelle cure, e questo è il primo punto. Secondo aspetto, una prevenzione fatta bene come accade quella in Veneto, pensate al tumore al colon o alla mammella, l'esito del cancro alla mammella vuol dire 85% di esito positivo, quindi di guarigione. Ecco, in tutte queste direzioni ci portiamo un'età media di 83 anni e 2 mesi. Arriva una nuova ondata di profughi, 210 nella nostra regione. Questa è la schizofrenia di un paese che non programma più, di un paese schizofrenico che accetta che ci sia ancora ospitalità di profughi, e ormai siamo arrivati a 200.000 quest'anno, e pensi solo al Veneto, per questo io mi sono opposto, che ha 200.000 disoccupati, dei quali 42.000 sono profughi. Mi chiedo i nuovi profughi che arriveranno in Veneto cosa diamo da mangiare e come faranno a vivere, dove andranno a lavorare. Questo vuol dire essere ipocriti, pensare che l'ospitalità e la solidarietà sia questo. Governatore, si sanno quanti migranti arrivano, ma non si sa poi che fine facciano, nessuno controlla. Penso che sia ormai lapalissiano che noi non sappiamo più nulla degli immigranti che arrivano, e direi ancora di più, c'è un altro tema che è quello del costo, 42 euro al giorno non sono pochi, a casa loro equivale minimo allo stipendio di un mese. Nei giorni scorsi Berlusconi ha dato la